È uno dei più bei parchi d'Italia e così dovrebbe rimanere, se non che questa villa ottocentesca, che si trova proprio nel cuore di Castelfranco Veneto, è presa di mira ormai da tempo dai vandali, che si introducono di notte scavalcando il muro per poi imbrattare le mura storiche. Un'offesa per l'intera comunità. Alle spalle mie c'è la Cavana che di fatto lei ha potuto vedere è già stata deturpata da qualche disgraziato che nottetempo è entrato e ha lasciato tracce naturalmente di scritte assurde. Questo naturalmente crea preoccupazione per chi naturalmente la dovrà gestire, per l'università che ha investito notevoli milioni, di conseguenza è logico che nelle parole del rettore ci fosse proprio questa preoccupazione. Come se non bastasse, il custode è costretto a raccogliere sacchi di immondizia che vengono lanciati sempre dentro al parco. L'appello del vice sindaco. L'unica richiamo che possiamo fare è all'educazione e il senso di civiltà che deve avere il cittadino nei confronti di un bene che è di tutti, sicché non si tratta di un bene dell'università o del comune di Castelfranco, ma questo è un bene del nostro territorio. La notizia che invece ha davvero portato una soffiata di positività è il progetto dell'Università Patavina di trasformare questa bellissima villa in un centro di studio e valorizzazione dei parchi antichi. È da tanto tempo che si lavorava per far sì che Villa Bollasco tornasse a essere un punto di riferimento fruibile in città e il sogno è diventato realtà ieri. Fra le possibilità, quella di rendere fruibile alla cittadinanza il bellissimo parco attraverso visite guidate. Questo parco tornerà comunque alla cittadinanza? Sicuramente sì, in un modo o nell'altro tornerà ad essere fruibile dai cittadini di Castelfranco e non solo. Lavoro in corso intanto nella villa, al cui interno ci sono affreschi del coneglianese Giacomo Casa, e Villa Bolasco, dopo anni di abbandono, tornerà al suo splendore.